Buonasera, domenica 25 ottobre, sono le ore 17. Come sapete, poche ore fa è stato firmato un nuovo DPCM da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. Cerchiamo di fare un attimo ordine. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che la situazione è abbastanza seria e cerco di spiegare qual è la finalità di questo nuovo DPCM. La prima finalità è quella di evitare che si intasino nuovamente le nostre rianimazioni e quindi consentire, a tutti di poter essere curate in caso di infezione o comunque di problemi di salute, e l'altro obiettivo, questo è quello che ci è stato detto, è quello di evitare un lockdown vero e proprio che nessuno penso vorrebbe, ma anche cercare di abbassare adesso la curva dei contagi in modo tale che dicembre possa essere in qualche modo salvo, quindi sostanzialmente fare più sacrifici adesso per avere un dicembre migliore. Questo è l'obiettivo del governo. Nelle prossime ore il governo ci informa che dovrebbero uscire delle misure economiche a sostegno di tutte le persone che adesso avranno ovviamente delle ripercussioni a cascata a causa del DPCM. Innanzitutto, come sappiamo, la mascherina va portata sempre nei luoghi chiusi, non necessariamente a casa, anche se è consigliato quando si è con persone che non sono conviventi, e va sempre portata anche all'aperto, a meno che non ci siano condizioni tali per cui si può fare a meno. Per esempio, se sono da solo, non incontro nessuno, potrei anche non portare la mascherina. Se ho meno di 6 anni posso non portarlo, se ho una disabilità o qualche problematica particolare posso fare a meno di portarla, e se faccio sport posso fare a meno di portarla, ma devo avere almeno 2 metri di distanza da chiunque altro. Comunque è raccomandato sempre avere la mascherina anche a casa quando ci sono persone non conviventi, ed è anche raccomandato non fare entrare nella propria abitazione persone che non sono conviventi. È una raccomandazione, non è un obbligo, però è importante. Ci si può spostare? Sì, ci si può sempre spostare, si può andare a trovare anche le persone, però è sempre raccomandato da parte del governo cercare di evitare viaggi inutili, sostanzialmente visite inutili, e quindi limitarsi prevalentemente a lavoro, studio, salute, necessità varie, andare in attività commerciali, eccetera. Quindi cercare di evitarlo. Perché fanno questa raccomandazione? Perché si cerca di invitare le persone ad adottare un comportamento che riduca la percentuale di rischio di essere infettati, per non dover un domani effettuare invece un obbligo vero e proprio, un divieto vero e proprio di spostamento. Scuola. Tutte le scuole restano con la didattica normale in presenza, salvo le scuole superiori che avranno un 75% circa di didattica a distanza, quindi soltanto le scuole superiori sostanzialmente avranno la didattica a distanza per circa il 75%. Vedremo poi quali saranno le disposizioni effettive e operative da parte delle scuole. Sono chiusi i teatri, i cinema, le discoteche, le sale giochi, questi sono proprio completamente chiusi. Attenzione, perché non si possono fare neppure rappresentazioni teatrali o cinematografiche all'aperto, non si possono fare neanche da altre parti, quindi sono sospese tutte questi tipi di attività qua. Sono vietate le sagre, le fiere, gli eventi in generale, i convegni, i congressi, gli spettacoli pubblici. Se si fanno manifestazioni possono essere solo manifestazioni statiche e sempre con la solita mascherina e col distanziamento sempre di 1 metro minimo gli uni dagli altri. Sono vietate le feste pubbliche ma anche quelle private, quindi feste non se ne possono fare. Per quanto riguarda gli sport, sono chiuse le palestre, le piscine, i centri benessere, i centri sociali, i centri culturali, i centri ricreativi, quindi comunque denominati, sono comunque chiusi, e non si possono fare competizioni o eventi, e non si possono fare neppure allenamenti, quindi anche le nostre squadre dove mandiamo i nostri figli non possono fare le partite, ma non possono neppure fare gli allenamenti. Sono esclusi esclusivamente quegli sport di tipo individuale, che sostanzialmente quindi non necessiti di avere contatto sostanzialmente con altre persone, e sono escluse ovviamente le manifestazioni di interesse nazionale o internazionale individuate dal CONI, per capirci. La Serie A immagino che rimarrà aperto. Quindi tutti gli sport di contatto non si possono fare. È consentita invece l'attività sportiva e motoria di base. Ad esempio posso andare a fare una corsa, posso fare una passeggiata, posso andare in bicicletta, posso farlo anche al parco. L'importante è che io sia sempre a distanza dalle altre persone, e se faccio attività sportiva posso anche togliermi la mascherina, purché io sia ad almeno 2 metri di distanza da tutti gli altri. Si può fare ovviamente atletica, ginnastica, purché sempre all'aperto, quindi mai in strutture chiuse. Quindi posso fare degli sport dove sono da solo sostanzialmente, purché siano fatti sostanzialmente all'aperto. Ad ogni modo tutte le palestre, le piscine, eccetera, poi daranno le informazioni anche di dettaglio rispetto al loro tipo di attività. Infine, i bar, ristoranti, pub, tutte le attività di ristorazione sono consentite dalle 5 del mattino alle 18.
e basta, alle 18 quindi non sono più consentite, sono chiuse. Attenzione, perché a quell'ora non è consentito andare a consumare neppure in un luogo pubblico, non posso andare in una panchina a bere qualche cosa portandomelo dietro o mangiare un panino, quindi dalle 18 non si può fare più. È sempre possibile la ristorazione a domicilio, quindi possono portarmi ad ogni ora a casa qualcosa da mangiare, sempre nel rispetto delle solite regole igienico-sanitarie, ma questo non lo diciamo più, è ovvio, e posso andare a prendermi le cose e portarmele a casa, quindi posso fare il famoso asporto fino a mezzanotte, quindi fino a mezzanotte posso andare in un bar a prendermi qualche cosa che devo però necessariamente portare a casa perché, come ho detto, non si può consumare in giro. Restano aperte invece le mense e i catering, che quindi sono ovviamente anche collegate molto spesso alle attività economiche che si cerca naturalmente di non far fermare. Queste sono le nuove regole, queste sono le raccomandazioni, valgono da domani, lunedì 26, fino al 24 novembre, quindi circa un mese, poco meno di un mese diciamo, di queste attività. La raccomandazione è di cercare di essere il più possibile coerenti con queste regole e anche sforzarci di fare il possibile, perché l'idea è quella di, come dicevo, regalarci un dicembre accettabile e non finire in un lockdown che credo tutti noi vogliamo sicuramente evitare. Un grazie a tutti coloro che nell'ambito sanitario, delle forze dell'ordine e protezione civile ci danno una mano e ci daranno una mano nelle prossime ore. Io penso che dovrò riaprire il COC, il centro operativo comunale, e quindi ci stiamo attrezzando ovviamente per far fronte ad una nuova situazione molto complessa, anche se per fortuna, e qui guardiamo il bicchiere mezzo pieno, non è sicuramente quella che abbiamo vissuto in primavera, quindi cerchiamo di non ripiombare in questa situazione. Buona serata.